Buon pomeriggio, buon lunedì, bentrovati a Anteprima Corner, solito appuntamento settimanale per fare il punto di quella che è stato il fine settimana calcistico nella nostra regione, in particolare chiaramente l'attenzione rivolta alle formazioni professionistiche. Come sempre ci occuperemo di Catania ma anche di Palermo Messina e di Trapani. Cominciamo come sempre dal Catania e per questo chiaramente ci colleghiamo e mi collego con Alessandro Vagliasini. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Allora, noi abbiamo da farvi vedere, prima di addentrarci in quelle che sono le analisi, i commenti della prestazione del Catania, anche il quadro dei risultati e della relativa classifica, chiaramente, che fotografa, che fa un'istantanea di quello che in questo momento è la situazione nel girone meridionale di Serie C. Vediamo se riusciamo a fare vedere i risultati, vedremo poi anche la classifica. Il quadro completo ci mostra chiaramente come il Catania abbia vinto sul campo della Juventus Next Gen, poi il pareggio tra Piceno e Casertana, la vittoria del Trapani 2-1 sul Crotone, importante per il Trapani che adesso sarà guidato da Aronica, il 4-1 del Messina sul Taranto, poi Tursi Latina 2-0, Sorrento Altamura 2-1, Avellino Cerignola 0-0, Benevento 4, Potenza 1, Foggia 1, Monopoli 4, il Giuliano e la Cavese hanno pareggiato per 0-0. Alla luce di questi risultati la classifica che si è formata è la seguente e la vediamo assieme, chiaramente con il Picerno che è in testa con 7 punti, ma Cerignola, Catania e Sorrento hanno gli stessi numeri, gli stessi punti, poi a 6 Monopoli, Benevento a 5 punti, il Giuliano 4 punti per Messina, Cavese, Foggia, ancora Potenza e Trapani, 3 punti Crotone, Juventus Next Gen, Turris, Casertana, poi Latina, Avellino 2, il Taranto 1 punto e l'Altamura chiude con 0 punti. Questa è la classifica del girone meridionale. Una strana sensazione per il Catania che non si ritrovava da quelle parti, seppur chiaramente in condominio da parecchio tempo, Alessandro. Sì, anche se dobbiamo tener conto che il calendario ha snocciolato appena la terza giornata, però è già un bel vedere, ma anche perché è frutto di prestazioni in crescendo della squadra di Mimmo Toscano. L'avevamo ammirata in casa contro il Benevento, soprattutto nel primo tempo, ma poi anche per la resistenza mostrata nella ripresa. A Biella, contro un avversario sicuramente di livello più basso rispetto al Benevento, però il Catania si è espresso bene lungo tutta la partita e questo è un segnale di crescita, è un segnale insomma di un lavoro dello staff capeggiato di Mimmo Toscano, che evidentemente riesce a trovare partita dopo partita le corde giuste per coinvolgere tutti. Devo fare un rilievo, Angelo, su una circostanza che l'anno scorso molto spesso lamentavamo l'approccio difficile alle partite del Catania, lamentavamo primi tempi sempre parecchio bloccati, con difficoltà a dare continuità alla fase offensiva. Se andiamo invece a rivedere il film di questo mini campionato finora disputato dal Catania, possiamo accorgerci che a Potenza contro il Sorrento un primo tempo di buona qualità, contro il Benevento idem, è arrivato il gol poi che è il risultato decisivo. Contro la Juventus stesso discorso, il Catania parte forte, viene annullato ingiustamente un gol a Nulletta, ma riesce comunque a incanalare la sfida sul terreno più congeniale grazie al gol di Anastasio. Quindi evidentemente c'è anche un lavoro di preparazione mentale alla gara che dobbiamo ovviamente attribuire a Mimmo Toscano e al suo staff, che risulta efficace. Perché poi tu mi insegni, Angelo, che quando una partita inizia nel modo migliore, anche da un punto di vista mentale, la squadra si libera e riesce poi a esprimersi con ancora
maggiore continuità. E devo fare anche un'altra notazione, quella relativa alla sfida a distanza tra i due allenatori, Toscano da una parte, Montero dall'altra. Credo che Toscano abbia vinto nettamente questo confronto a distanza, anche perché abbiamo avuto la sensazione, Angelo, che i subentrati della Juventus a mio avviso dovevano essere titolari, cioè la Juventus ha espresso il meglio di sé quando ha messo in campo Palumbo, ha messo in campo Owusu e soprattutto Afena-Gyan. Ecco, questi tre giocatori sono stati lasciati in panchina inizialmente a Montero. Io ritengo che se fossero stati scelti come titolari la Juventus Next Gen avrebbe potuto dare maggiori grattacapi al Catania. Catania che invece ha distribuito perfettamente la gestione delle risorse, anche complici degli eventi avversi come l'infortunio di Tacchio e l'espulsione di Gherardi, ma tutti quelli che sono subentrati hanno dato certamente una mano tangibile al raggiungimento dell'obiettivo, cioè la vittoria. Alessandro, hai evidenziato come questa squadra comunque abbia migliorato la sua condizione fisica, la sua tenuta fisica rispetto alla prima partita, poi c'era stato un miglioramento con il Sorrento e adesso contro la Juventus Next Gen si è visto per tutti i 90 minuti una squadra, soprattutto Sturaro, mi permetto di dire che quasi allo scadere praticamente della partita ha rincorso un avversario sino praticamente alla propria area di rigore. Segna evidente che il lavoro che si sta facendo è un lavoro attento, puntuale, preciso. Va detto anche però che con ogni probabilità c'è in Toscano anche quella giusta dose, chiamiamola di coraggio, no? Di saper osare, perché probabilmente nessuno si aspettava l'ingresso in campo di Inglese subito in avvio di secondo tempo. È stata una mossa in qualche modo. Io ho la sensazione, Angelo, che Toscano abbia di base un carisma tale da riuscire a trasmettere da un punto di vista motivazionale il massimo a ciascun giocatore. L'esempio inglese è perfettamente calzante, perché è un giocatore ancora a corto di condizione, però evidentemente Toscano lo ha stimolato da un punto di vista mentale e lo ha portato in campo proprio rodato al punto giusto per dare subito un segno forte alla partita. Ma questo fa parte del bagaglio professionale di Mimmo Toscano, lo abbiamo detto più volte, ci ripetiamo, un tecnico che vince così tante volte in piazze diverse il campionato di Serie C è evidente che ha una metodologia di lavoro che va bene sempre e comunque, a patto che ovviamente che gli vengano dati giocatori consoni alle ambizioni del tecnico e a quelli della piazza. Sentiamo un attimo le riflessioni, ma un blicchettino proprio di Toscano nel post gara. Speriamo di continuare a divertire e a divertirci come stiamo facendo in questo momento. Sappiamo che siamo all'inizio del campionato, è solo la terza giornata e c'è tanto ancora da crescere, da migliorare, da alzare l'asticella. Un Catania forte mentalmente, che ha saputo approcciare bene la gara, ha dato ritmo subito alla gara, non ha fatto respirare la Juventus, ha giocato bene, è stata sempre in partita. L'aspetto mentale è la cosa che mi fa più piacere. Dobbiamo ancora insistere su tante situazioni che secondo me possiamo migliorare. Io ripeto sempre, questa squadra ha un potenziale che ancora deve esprimere e solo lavorandoci potrai tirar fuori il meglio da ognuno di loro. Allora, le parole di Toscano al termine della partita, certamente soddisfatto per quanto fatto dai suoi ragazzi. Prima abbiamo citato Sturaro. Abbiamo un top. Sì? Sì. No, dico. Abbiamo un top. Sì, abbiamo detto che prima abbiamo citato Sturaro, ma è riduttivo pensare soltanto a Sturaro, perché la squadra ha corso in tutti i 90 minuti. Certo, Sturaro è il simbolo della rinascita di questa squadra rispetto a quello che abbiamo visto l'anno passato. C'è un top, dicevi tu, e stasera sì, vedremo le pagelle nel complesso, chiaramente. Esatto. Adesso però un assaggino. Però abbiamo selezionato un top che non necessariamente è il migliore delle pagelle che vedremo stasera a Corner. Per noi ha destato un'altra ottima impressione dopo quella già vista contro il Benevento, appunto Gabriel Antonio Lunetta, uno dei volti nuovi, uno degli ultimi arrivi
di quel blocco di giocatori che per alcune settimane erano a Catania, si allenavano ma non erano tesserati, poi insieme a lui Guglielmotti, soprattutto i giocatori che adesso sono già titolari del Catania. Abbiamo Lunetta peraltro in una posizione non ideale per le sue caratteristiche, ma sta interpretando il ruolo di riferimento avanzato offensivo con grande abnegazione e anche buone capacità tecniche. È un giocatore del 96, nativo di Milano, mancino, con 2 presenze all'attivo in questa stagione e 0 gol, legato al Catania fino al 2027, ma complessivamente vedete a destra un dato anche qui interessante. Abbiamo visto settimana scorsa quello di Guglielmotti, anche lui, Lunetta, ha uno score importante in Serie C, 83 presenze con 10 gol e 11 assist. Lui che, ripetiamo, non è un attaccante di ruolo, è un centrocampista che agisce prevalentemente su fascia sinistra, e quindi questo ci dà delle indicazioni importanti su quello che può essere il proseguo della stagione per appunto il centrocampista rosso-azzurro con la maglia numero 23. Alessandro, prima di chiudere, lo faremo poi stasera in maniera diciamo più approfondita e in maniera più dettagliata, però adesso al Massimino c'è questa sfida, quella di sabato sera, che in qualche modo potrà fare misurare il Catania con un'altra squadra che sta lì, no? Ai piani alti. Sì, sì. Assolutamente, il Picerno ha battuto 4-1 l'Avellino, poi ha vinto 3-0 a Trapani e sabato ha pareggiato 0-0 con la Casertana, quindi è una squadra che evidentemente esprime dei valori importanti, pur avendo cambiato allenatore e parecchi interpreti importanti della scorsa stagione, però è un collettivo che funziona, una squadra che comunque ha dei principi tattici molto ben riconoscibili, e sarà sicuramente un test molto importante per misurare le ambizioni e la voglia di crescere ancora da parte del Catania. Io, Angelo, ragionerei in questo momento partita dopo partita, perché forse è proprio quello che vuole Mimmo Toscano, cioè Toscano vuole una crescita graduale, ma pensando alla singola partita e facendo che quella partita sia come una finale da interpretare al massimo delle proprie potenzialità. Ci sarà la possibilità, con ogni probabilità, attenzione, di poter recuperare qualcuno dei giocatori che fino a questo momento non c'è stata la possibilità di vedere. Sicuramente stasera vi daremo un quadro aggiornato degli indisponibili, almeno per quello che riguarda la partita di Biella. Certamente Toscano dovrà fare a meno di Gherardi, che sarà squalificato dal giudice sportivo, e di Di Tacchio, che con quel problema al flessore certamente avrà dei tempi di recupero non immediati. Però De Rose è entrato bene al posto di Di Tacchio, può darsi che sia disponibile Verna appunto per la partita di sabato, ma sul resto, sul borsino diciamo di infortuni e pronti al rientro, vi diremo di più stasera nel corso di Corner. Benissimo, grazie allora Alessandro, noi ci ritroviamo questa sera 20:45 con la versione estesa di Corner. Sarà una trasmissione tutta incentrata sul Catania, vi mostreremo anche qualcosina di inedito con delle clip che arrivano direttamente dal cuore del tifo del Catania. Ci fermiamo qui per il momento e poi riprenderemo con il collegamento con Palermo, dove ci aspetta Marco Gullà, sentiremo poi Messina e andremo anche a Trapani. Restate con noi. Di nuovo insieme con Anteprima Corner, come annunciato adesso andiamo a Palermo e ci colleghiamo con Marco Gullà. In questo momento diciamo che c'è una relativa calma in casa Palermo, perché la sosta della nazionale ha fermato anche per le nazionali, ha fermato anche il campionato di Serie B, si riparte, bocce ferme, però c'è stato certamente tempo per Dionisi di poter fare inserire i nuovi. Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Lo storico cavaliere Massimino, insomma, quando parlava dell'amalgama, insomma, lo ricordiamo tutti, se non l'abbiamo dice accattiamo. E probabilmente, insomma, Dionisi in questo momento sta lavorando soprattutto sull'amalgama, Angelo, perché è ovvio che i risultati in questo momento non sono certamente positivi per la squadra, che in 4 giornate ha raggiunto soltanto 4 punti. Ci si aspettava una partenza
assolutamente diversa da parte del Palermo, e in determinati momenti ovviamente delle gare che il Palermo ha giocato si è visto proprio che la squadra tra i reparti era scollata, quindi manca sicuramente quel cemento che possa comunque collegare i reparti e soprattutto dare maggiore coesione, compattezza a questa squadra, che quindi deve certamente ripartire anche dal pareggio con il Cosenza, che in casa è un risultato certamente negativo per il Palermo. Inutile fare giri di parole, il Palermo, se deve affrontare il Cosenza che è ultimo in classifica e ha delle ambizioni di promozione, deve batterlo il Cosenza. Così non è stato, anzi addirittura ha rischiato di perdere la partita con i calabresi, però dico di ripartire dalla gara contro il Cosenza, perché quantomeno è arrivato un segnale di reazione dopo il vantaggio dei calabresi, soprattutto nella ripresa è arrivato il pareggio ad opera di Di Mariano. Ma il Palermo ovvio che deve assolutamente cambiare abito. Dionisi ha lavorato sulla parte atletica, ha lavorato soprattutto sulla parte mentale e ha lavorato anche con i volti nuovi, coloro che per un motivo o per un altro non sono stati a contatto con il gruppo negli ultimi giorni per causa soprattutto di infortuni. Penso ad Apois, penso a Verre, penso anche all'ultimo arrivato, l'attaccante francese Ledoiron, che ancora non conosciamo assolutamente, l'abbiamo visto soltanto in conferenza stampa. Sappiamo che con il Brest ha raggiunto la Champions League, ha segnato qualche gol, ma non sappiamo assolutamente chi sia. Ecco perché comunque Dionisi ha lavorato soprattutto su questi fattori in attesa della partita. Lo ricordiamo, l'abbiamo detto anche nel precedente collegamento, che il Palermo giocherà contro la Juve Stabia sabato alle ore 15 allo Stadio Menti, e non è una partita facile. Sappiamo benissimo che quello stadio è uno stadio abbastanza insidioso, un campo insidioso dove molte squadre faranno difficoltà. Marco, a proposito delle difficoltà, perché la Juve Stabia è una squadra che arriva dal campionato di Serie C, quindi una neopromossa, una matricola fra virgolette chiaramente dalla cadetteria. Il Palermo invece ha ambizioni, lo sottolineavi tu, è indietro in questo momento rispetto a quelle che erano le attese, e quindi bisogna fare qui attenzione, no? Perché bisogna evitare passi falsi. Ma devi fare attenzione non soltanto alla partita con la Juve Stabia, ogni gara ha una gara ovviamente che nasconderà delle insidie, come nel campionato di Serie B. Il Palermo già se ne è reso conto anche nel match interno con il Cosenza, che in teoria era una partita assolutamente alla portata dei rosaneri, invece così non è stato. Deve insomma operare una sorta di switch mentale, psicologico, perché alcuni giocatori che sono scesi in campo in queste 4 partite sembravano ancora con l'infradito e con l'asciugamano insomma diretti verso la spiaggia. È mancata proprio la mentalità, perché poi qualitativamente diciamo che il Palermo sembra avere insomma una squadra all'altezza dei primi posti. Poi ovvio che dovrà parlare il campo. Allora un po' tutti ci siamo chiesti perché questa squadra non è partita con la marcia ingranata e invece con il freno a mano, e probabilmente è una questione di mentalità, non ha ancora la consapevolezza di essere una potenziale big, probabilmente l'errore sta anche a capo, quindi insomma le responsabilità le ha anche Dionisi, che magari in queste prime giornate di campionato non ha forgiato ai suoi la mentalità vincente. Io credo che questa squadra debba innanzitutto tornare umile. Forse la vittoria in Coppa Italia con il Parma ha un po' ovviamente imborghesito molti giocatori, quindi Marco, su questo io volevo intervenire. Non è che le amichevoli estive, considerate che per me ne ha fatte parecchie, diciamo fuori dall'Italia, in qualche modo hanno fatto pensare o innescato questa idea che insomma il Palermo è di una fascia superiore e quindi magari hanno, non dico snobbato, però poi quando si gioca in campionato di Serie B, perché le amichevoli internazionali hanno un gusto diverso, quelle che ha giocato il Palermo. Allora, il campionato di Serie B ha sempre delle incognite, lo dicono anche i bookmakers, Angelo. Infatti il Palermo all'inizio era, assieme al Sassuolo, una delle squadre favorite alla vittoria del torneo. Probabilmente questi pronostici, tra virgolette, queste quote questi antepost vengono definiti così da parte dei bookmakers, sono anche legati ai risultati che la squadra
ha conseguito nel precampionato e anche in Coppa Italia, con la vittoria ad esempio dei Rosanero al Tardini contro il Parma. E poi però quando inizia il campionato abbiamo notato invece che le quote gradualmente sono cambiate. Ad esempio il Palermo, la quota della vittoria con il Cosenza, pensate che era quotata alla pari. Perché sto dicendo questo? Mi sto collegando proprio alle quote dei bookmakers, perché sappiamo benissimo che comunque questo è un campionato ricco di insidie. Neanche probabilmente i principali addetti ai lavori, esperti di calcio, in questo momento stanno decifrando quali potrebbero essere le candidate alla massima serie, chi possono essere l'outsider, chi può essere la squadra rivelazione. Anche il Sassuolo sta avendo delle difficoltà, anche la Cremonese, che partiva ai nastri di partenza come una delle principali favorite alla promozione, ha avuto delle difficoltà, ha perso ad esempio in casa con il Palermo. Quindi in questo momento, in queste prime 4 giornate, sicuramente andare a decodificare una squadra che può raggiungere la Serie A o può comunque lottare per la retrocessione è davvero dura. Probabilmente, ritornando alla tua domanda, sì, le amichevoli hanno un po' ingannato, non soltanto noi, ma in maniera apparente in questo momento stanno un po' ingannando, perché sembrava che il Palermo, dopo aver vinto contro il Leicester, contro l'Oxford, contro il Parma fuori casa, dovesse spaccare praticamente il campionato. Non è così, bisogna appunto tornare umili e soprattutto iniziare a giocare partita dopo partita. Grazie. Allora Marco Gullà, ci racconterai l'avvicinamento alla prossima partita del Palermo nel corso dei nostri telegiornali nei prossimi giorni. Grazie Marco, ci rivediamo con Anteprima Corner lunedì prossimo. Da Palermo andiamo a Messina, dove c'è Sergio Colosi, un Messina che ha calato il poker al Taranto, un Taranto che diciamo che non è certamente la squadra più brillante del girone meridionale di Lega Pro, è una squadra che ha avuto tanti problemi in estate, però il Messina, che in quanto a problemi non sta certamente molto meglio, ha messo insieme una squadra, sì, con tanti ragazzi, però come lo stesso Modica ha detto, è una squadra che ha voglia di fare, una squadra che cerca sempre di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Questa vittoria 4-1 sorprende un po', però sta nel DNA del Messina, nel DNA di Modica. Ecco, questo è il concetto che volevo dire io, esprimere oggi. Ed è questa la sintesi, proprio il DNA di Modica. Buon pomeriggio Angelo e buon pomeriggio ai nostri telespettatori. È questo, perché c'è tanto Modica nel Messina di inizio campionato, è una squadra che corre da matti, che si impegna, che ha delle buone geometrie, che gioca a palla a terra, che ha l'impronta del suo tecnico. Dall'altra parte c'è un Taranto che ha fatto il calciomercato nella parte finale, per cui sono arrivati giocatori di categoria più esperti di quelli del Messina, che però hanno mezz'ora, 40 minuti nelle gambe. Non a caso il Taranto ha incominciato la partita meglio del Messina, è passato in vantaggio con il gol di Ardizzone proprio che era all'esordio, e poi c'è stata comunque la rimonta del Messina, ma è stata una rimonta d'orgoglio, di impegno, ma anche una rimonta fisica, perché il Messina è riuscito a correre nella ripresa fin dal primo istante 3-4 volte rispetto al Taranto, che non è stato mai in partita. L'episodio anche importante nel contesto di questa gara è il calcio di rigore che è stato assegnato al Messina, un rigore che ci sentiamo dire che non c'era assolutamente, non c'è il contatto tra l'attaccante Luciani e il portiere, che è stato anche ammonito. Messina che è tornato ad avere un calcio di rigore in casa addirittura dopo 3 anni, l'ultima volta era stato nel campionato di Serie D il 19 maggio 2021. Messina rende 4-1 come la gara con il Taranto, e in quel caso lo realizzò l'attaccante Foggia, per cui comunque un Messina che la differenza l'ha fatta nella ripresa, quando poi ha attaccato a pieno organico, ma dall'altra parte non c'è stata una reazione del Taranto, e non sotto un aspetto comunque dell'organico, ma di tutto quello che era successo in estate, perché il Messina i suoi problemi societari ce li avrà prima, ce li ha ora e ce li avrà fino a quando ci sarà questa gestione appunto del presidente sciolto,
però è una squadra che è andata in ritiro e ha cominciato a correre fin dal primo giorno. Il Taranto invece è stato costruito nella parte finale. Sentiamo le parole di Modica nel post gara. Purtroppo già la seconda volta anche a Cerignola abbiamo preso gol subito e anche col Potenza, quindi è un po' forse un mezzo calo di concentrazione, quindi una partenza sempre in salita, però la squadra ha avuto una grande reazione, ha avuto uno spirito di gruppo importante e l'abbiamo portata sul binario giusto dopo il rigore e poi l'inizio del secondo tempo è stato veramente bello per quanto riguarda la determinazione e la voglia di combattere e soprattutto di accorciare le distanze e di avere dato più velocità alla manovra, quindi sono stati bravissimi in questo e credo di poter dire che questa squadra incomincia a piacermi tanto perché ha una bella identità e ha una bell'anima. Il concetto di bell'anima, quello che viene richiamato anche da Modica, è quello che di fatto lui ha poi trasmesso al suo gruppo. Sergio, comunque diciamo che arrivati a questo punto, dopo appena 3 giornate, possiamo dire che è sicuramente un buon viatico, una buona situazione. Bisognerà adesso capire quanto sarà effettivamente poi la durata, no? Di questi giocatori e che garanzie daranno tutti questi giovani. Però c'è questo spirito, questa voglia di combattere e di lottare che in Serie C, in Lega Pro, è una delle componenti importanti. Sì, lo spirito a cui fa sempre riferimento Giacomo Modica, che dice in Serie C non ci sono poi grandissimi campioni se togli qualche squadra che è riuscita ad averceli, però per il resto con formazioni di medio e bassa levatura ce la puoi giocare, dice lui, perché comunque sono squadre dove la corsa, dove l'impegno, la voglia di arrivare anche dei giovani può fare la differenza. Questo gli è stato dato da Sciotto, tra virgolette, questo gli ha passato convento, lui ha accettato questa situazione per cui deve fare di necessità virtù, e queste dichiarazioni sono anche reali, come testimoniano i risultati delle prime partite del Messina, come lo testimoniano, però è anche vero che sono figlie della situazione che ha deciso anche di accettare, perché altrimenti sarebbe fin troppo facile fare la squadra con i giovani e spendere di meno, come ricordiamo il Messina, una squadra che ha investito comunque meno di tutte nel campionato, e non è la prima volta che accade o giù di lì. Messina che vorrebbe liberare uno slot per inserire un attaccante, perché Beltrame e Van Hoven, che erano in prova, sono stati mandati via dopo poco tempo. E c'è questa trattativa in piedi con un ex attaccante del Renate, del Pontedera, si chiama Luca Paudice, che potrebbe venire un jolly d'attacco, può ricoprire un po' tutti i ruoli, ha rescisso con il Pontedera. Questo potrebbe essere un rinforzo, ma poi sappiamo come queste operazioni nel Messina avvengono sempre molto lentamente, però c'è questa trattativa. Non so se abbiamo già collegato Franco Cammarasana da Trapani, così facciamo un ideale scambio, passaggio, eccolo, di testimone, considerato che Messina e Trapani si scambiano gli avversari per la prossima giornata di campionato. Il Messina affronterà il Crotone, mentre invece il Trapani giocherà con il Taranto. Allora, grazie Sergio Colosi. Venerdì sera. Sì, allora un attimo, grazie Sergio, ci rivediamo e ci ritroviamo lunedì per Anteprima Corner. Adesso andiamo a Trapani per questa vittoria, una vittoria che ha scacciato la crisi, tant'è che il presidente a un certo punto si è già praticamente sbilanciato e ha affidato per tutto il campionato alla squadra Salvatore Aronica. Ma che cos'è che è successo in questa squadra? È la squadra la stessa di quella che ha giocato settimana scorsa con il Picerno, forse andava dato un po' di tempo in più? Questa è la mia domanda. Franco? Probabilmente sì, anche perché Torrisi non ha avuto la possibilità anche di utilizzare tutti gli ultimi acquisti da parte del presidente. Cosa è cambiato rispetto alla gestione Torrisi? Intanto l'ambiente ha riacquistato serenità, e questa è la cosa principale,
pare anche che il gruppo di giocatori abbia accolto bene il nuovo tecnico. E chiaramente anche questa è una scommessa, una delle tante scommesse del presidente Antonini, perché Aronica si è allenato in Serie D, ha allenato la primavera del Trapani, da dove fra l'altro proviene, ma è il primo anno che è chiamato ad allenare un torneo difficilissimo come la Serie C. Ha tantissima comunque esperienza come calciatore, questo è fuori di dubbio. Cosa è cambiato nel Trapani rispetto, ripeto, alla brutta partita persa in casa col Picerno? Intanto è cambiato il modulo. Dal 4-3-3 di Torrisi si è passati al 4-2-3-1 e soprattutto è cambiata la difesa, perché stavolta Aronica ha inserito giocatori esperti come Cegliento, Benedetti, Silvestri. Sono gli ultimi due acquisti. In pratica 3 su 4 difensori sono cambiati e questo ha dato solidità alla difesa. Per quanto riguarda il centrocampo, scusate, poi ha piazzato 2 giocatori esperti come Crimi e Caric a copertura della difesa per rilanciare la manovra. E poi alle spalle di Facundo Loscano 3 come Canoté, Zuppel e Bifulco. Zuppel, che ha fatto una bellissima partita, è un 2002 prelevato questa estate dalla Cileale, e anche il giocatore che ha sbloccato la partita sugli sviluppi di un calcio piazzato. Sicuramente è uno dei tanti giocatori a disposizione prima di Torrisi, adesso di Aronica, che possono benissimo ruotare e dare al Trapani quella solidità che ancora gli manca. Franco, ti fermo un attimo perché volevo sentire Aronica nel post gara, così poi andiamo a chiudere il collegamento. Sentiamo Aronica. Grandi meriti vanno ai ragazzi che questa settimana hanno lavorato in maniera incommiabile dopo, diciamo, un periodo non facile, perché chiaramente quando viene un esonero c'è sempre un attimo di disorientamento, ma i ragazzi sono stati molto bravi, attenti e si sono rimessi in corsa per cercare di invertire la rotta. Detto questo, direi che ci sono grandi meriti del Trapani, perché visto il periodo, andare sotto di 1-0, riuscire a pareggiare e poi ribaltarla sicuramente testimonia il fatto che è una squadra con gli attributi, una squadra con giocatori di qualità, con giocatori di valore, quindi chiaramente ritengo, a prescindere dagli avversari, che comunque non sta a me giudicarli né analizzare, ritengo che la mia squadra stasera abbia fatto veramente una buona gara sotto tutti i punti di vista, e quindi il risultato testimonia questo. Adesso invece ci proiettiamo, Franco, con te al prossimo match, quello con il Taranto. Possiamo anticipare qualcosa? Siamo all'indomani, chiaramente, poche ore dalla fine delle partite. Si è giocato in realtà sabato, però già le squadre sono proiettate ai prossimi impegni. Esperto che è stato espulso proprio nelle battute finali della partita. La squadra sì, è apparsa adesso più solida, però c'è molto da lavorare per quanto concerne soprattutto gli automatismi nello sviluppo della manovra. È praticamente una squadra che ha i difetti di gioventù, di una squadra completamente nuova come organico, che deve trovare la sua definitiva identità. Già si è messo a lavorare Aronica in maniera molto intensa, anche se bisogna anche sottolineare che praticamente dello staff che aveva Torrisi è rimasto soltanto il preparatore dei portieri, quindi gli altri sono andati tutti via, per cui tra oggi e domani sapremo probabilmente chi affiancherà Aronica nella gestione della squadra e dello spogliatoio, perché ripeto, sono andati tutti via. Bisogna fare in fretta, ripeto, perché il Trapani gioca venerdì sera in anticipo proprio a Taranto. Altre novità non mi sembra ce ne saranno per quanto riguarda la formazione, perché io penso che questo modulo, il 4-2-3-1, sarà il modulo base su cui Aronica imposterà la squadra. Poi chiaramente, conoscendo meglio i giocatori, man mano che la squadra acquisirà quella spigliatezza nella manovra, per esempio l'altra sera molti errori nei passaggi, molti errori individuali, questo appunto perché
diversi giocatori ancora non si conoscono, sono tutti nuovi, ma questo, ripeto, con andare avanti nelle partite sicuramente è un qualche cosa che migliorerà. Sicuramente qualche cosa potrebbe già migliorare a partire dalla partita di venerdì sera che il Trapani giocherà, dicevo, in anticipo a Taranto. Grazie, grazie. Allora Franco Cammarasana, anche tu ci racconterai l'avvicinamento del Trapani a questa sfida nel corso della settimana nei telegiornali. Con Anteprima Corner Perfetto. ci fermiamo qui. Ricordiamo che la trasmissione, questa trasmissione come tutte le altre trasmissioni dello sport, sono visibili in streaming, live streaming sulla siciliaweb.it. Noi ci ritroviamo alle 20:45 sempre su Telecolor con Corner. Auguro a tutti voi buon pomeriggio.